Eccoci, finalmente ti vediamo. Ciao! Cioè, Ciao, sì. ieri stavi pensando al tempo sicuro, dovevi fare per forza il tempo dell'anno e Sì. ci cagavi pochissimo. No dai, non è che volessi fare il tempo dell'anno, però effettivamente con aspetta, cioè ci sono 2 persone che mi puntano il dito così, che cioè tu stai seduto a Times Square tranquillo e ti arrivano 2 vicini di casa. Siamo in Chi sono? diretta, volete venire? Fai Dai, vedere. salutate un attimo, dai. Non si può muovere il telefono, però potete salutare. Sono Ciao. Jacopo e Alessandra. Ciao. Cioè, Non ti sentono perché ho gli auricolari. Salutalo. Ciao ragazzi, buona giornata. quindi ci sono anche loro, fantastico. Sì, Fantastico. ieri sul percorso è stata una figata perché ho cercato, ehm, 6 persone differenti, cioè non 6 persone, 6 blocchi, perché c'erano allora a Brooklyn c'era Andrea Galbiati, che Ok. ringrazio per essere venuto anche se non son riuscito a trovarlo perché lo aspettavo sul lato sinistro della strada dove abita, verso casa sua, invece era sul lato opposto, aveva la bandiera dell'Italia. Io cercavo tricolori, cercavo qualche segno di riconoscimento, ma non l'ho visto. Mi ha mandato le foto e mi ha mandato il video di quando son passato anche, ma non siamo Alla, riusciti a alla vederci. fine sei un po' bidaio. Sono un po' bidaio, sì. Sono un po' bidaio e anche mezzo cieco. A Brooklyn non avevo neanche la scusa della stanchezza ancora, più avanti magari sì, ma a Brooklyn no, era ancora abbastanza fresco. No, Ehm diciamo che la maratona l'abbiamo fatta anche noi, eh. Sì, sì, no, ci credo. L'hanno fatta un po' tutti, anche quelli che mi hanno seguito qui fisicamente, le ragazze, poi oltre ad Andrea ci sono stati Monique e Simone che hanno fatto 2, 3 tappe anche loro. La prima a urla abbiamo mandato il video di come mi chiamano, niente, anche loro sul lato destro, io che non so perché guardavo sul sinistro. Comunque non sono riuscito a vederli. Loro hanno fatto anche First Avenue Central Park, ma è andata male, insomma, non mentre invece gli altri avevano un bel bandierone di riconoscimento e li ho, trovati tutti. Inoltre c'era anche Brunella che poi stasera facciamo una cena, siamo una quindicina, facciamo una cena di post maratona. Verrà anche questa ragazza che non è sarda, è bresciana, e Ok. lei sono riuscito a trovarla senza bandiera e senza punti di riferimento, si è affacciata quando stava arrivando proprio a Central Park e l'ho trovata in extremis così. Poi vabbè c'era Jolly, così come l'anno scorso, Eugenio, c'erano Jacopo e Alessandra con un bandierone bestiale, anche loro lì quasi in prossimità di Central Park. Buongiorno! Ciao Nico, Ciao, benvenuta. come stai? Bene Checca, grazie tante Checca, grazie Non a vedevo l'ora di Fabri. vederti. Forse qui in diretta non l'ho ringraziato, però siete stati grandissimi, come sempre. Ma Ma figurati. dai, Cioè Grazie. anche, abbiamo avuto una grazie a regia te. molto più puntuale quest'anno perché c'era direttamente Giorgio a fare la regia e che ti saluta, è qua dietro di me. Grande Giorgio, grazie. Grazie mille. Non gli piace apparire, però dietro le quinte è molto, C'è, molto forte. grazie. Ti hai Eh, fatto penare anche quest'anno, eh? Quest'anno Sei ho stato penato. bravo. Ho penato un po' meno e cioè, diciamo che sono stato. a un certo punto ti vedevamo fermo in un bagno, c'era scritto attuale, non so cosa, cioè No, BC. mi son fermato in un bagno a fine gara e purtroppo ho avuto lo stesso problema dell'anno scorso, ma ridotto. Cioè l'anno scorso avevo la sensazione di dover fare pipì, ma non riuscivo. Quest'anno è arrivato molto tardi perché parlo dopo il 30° è iniziata questa cosa, però mi è rimasta tutto il pomeriggio. Pazienza, adesso Vabbè. sto bene, è finito tutto, ma mi son fermato al bagno 2 secondi, ma mi fermavo per fare stretching, quindi probabilmente oltre ad andare in bagno mi sono anche fermato a fare un po' di stretching, perché Cos'era? Al 36esimo chilometro più o meno. ho guardato anche stamattina, mi son guardato i tempi, ieri non ho visto niente, ho guardato il tempo ufficiale stamattina, la posizione, tutto quanto, è Perché andata molto, molto meglio stavi del seguendo previsto. quello che ha fatto 2 ore 04.
Esatto, non avevo proprio quel tempo nelle gambe, quindi ho dovuto mollare al 35esimo, 2 ore e 04, Vabbè, praticamente perché non ti prepari un'ora e tre mai? quarti. Ero lì 1 ora e 3 quarti, mi sono seduto, mi sono riposato e sono arrivato in 4 ore e 16. Ascolta, ma hai dormito? Mannaggia se ho dormito. Ieri mi sono fatto 4 bad, si può dire, tanto non si scandalizza nessuno, dopo un mese di astinenza e digiuno praticamente, o quasi. Ci credo. Sì, ho dormito, ero abbastanza stanco, ho dormito bene, abbiamo fatto una cenetta anche ieri con i ragazzi, con Jacopo, Alessandra e un'altra coppia, sempre Monica e Simone. E niente, abbiamo festeggiato così con qualche birretta. Bravi, avete fatto bene. Faccio 2 Te la sei minuti. meritato. Ma sì, dai, sì, me la sono meritata, la birretta me la sono meritata, tutte e 4 direi, Ma una ogni Franci 10 dov'è? chilometri. Franci è in albergo. Ah, Sono ok, uscito da sola perfetto. adesso, così lei si prepara e poi dopo facciamo un giretto, ma Perché tutto noi molto in siamo a relax mezza in questi giornata giorni. già, noi stiamo iniziando la sessione pomeridiana del lavoro, tutti noi. Esatto. Noi qui siamo alle 9:40, adesso anche un po' tardi effettivamente, ma oggi fortunatamente abbiamo dormito un po' di più, ci siamo svegliati alle 7:30, 8 mi sembra, sì, perché i giorni precedenti era 5, 5:30, 4, ma così, senza sveglia neanche. Hai Diciamo visto le Volevo fare, donazioni, Nico? ho visto le donazioni, non sono ancora molto soddisfatto perché siamo un po' più bassi rispetto all'anno scorso, No, quindi l'ho controllato no? ieri. No, siamo Sì, hai controllato i a- tempi. sì. Ecco. A Va fine bene, dai. serata, però ti devi impegnare un po' di più perché vogliamo arrivarci a 5.000, quindi le chiudiamo Adesso, diciamo a 5.000, dai. sì, no, adesso comincio a girare qualche link anche perché sabato pomeriggio siamo stati invitati nel circolo Sardana, nel circolo dei sardi qui a New York. Ringrazio tanto Giacomo Bandino per l'invito, per ascoltare un musicista, un pianista jazz sardo, che si chiama Guido, perdonatemi il cognome non me lo ricordo, ma dopo ve lo posso far sapere. Io non sono come dire, sono un po' capra a livello musicale, ok? Quindi ascolto un po' tutto, ma non ho una cultura musicale assolutamente. Quindi, francamente, all'inizio pensavo che sarebbe stata una cosa un po' noiosa. E invece è stato molto bello perché lui ogni 2 o 3 pezzi comunque raccontava, un grandissimo oratore, uno in gamba, e i pezzi che ha fatto erano tutti di musicisti sardi, abbastanza orecchiabili, piacevoli e ti dirò, o meglio vi dirò che siamo rimasti felici di questa esperienza. E quindi dopo il concerto ci siamo fermati lì 1 oretta a fare 4 chiacchiere con tutti e ci sono state delle persone che erano lì, dei sardi che vivono a New York, che hanno chiesto il link e adesso tra oggi e domani farò questo spam del link a queste persone che me l'hanno chiesto e non solo. Ok. Tra l'altro non so se ti ricordi, ci sono persone degli imprenditori oristanesi che ci hanno detto che non ti avrebbero supportato economicamente, ma che poi avrebbero donato qualcosa. Adesso è il momento di ricordarglielo, che dici? Assolutamente sì, qualcuno ha già provveduto Qualcuno, immediatamente. esattamente, Non, c'è non qualcuno che... avevamo dubbi che lo facessero immediatamente. Però qualcuno, diciamo che sei stato tu che hai chiuso la sponsorizzazione, perché avrebbe voluto anche sponsorizzare da quello Sì, che è so, vero, e è lo vero. ringraziamo. Grazie, sì, Perché sì, tra l'altro, possiamo fare anche il nome, i ragazzi del Temple sono sempre assolutamente. parecchio disponibili, quindi Giancarlo e Diego del Temple Wine Bar di Oristano, sempre molto disponibili, sì. fantastici. Li ringraziamo per la mancata sponsorizzazione e per la donazione fatta puntualissimi. Sì, sì, Quindi ricordiamo assolutamente. anche gli altri che si erano proposti che volendo c'è la possibilità ancora di donare per arrivare a questi fatidici 5.000 euro. Assolutamente, assolutamente sì. E poi abbiamo avuto un folto gruppo di MMA, non so come si chiama l'atleta che fa MMA. Si chiama artista marziale misto. Artista marziale Se misto, so vogliamo che dargli tu un sei nome,
Tu tra Sono l'altro un sei appassionato, un sì. appassionato e un intenditore della cosa. Intenditore è un po' troppo. Sono un appassionato di sport da combattimento in generale, mi piace molto l'MMA, mi piace, seguo. Tra l'altro in questi giorni qui a New York ci sarà, se non sbaglio, l'11, un incontro di UFC. Sono andato a vedere i costi dei biglietti e si parte dai $300 più tasse fino ai Ok. 122.000, quindi penso che andrò a vedere l'incontro di pugilato che poi faranno vicino a Oristano a breve. Sì, a Sassari. A Sassari, no, a Sassari A c'è Sassari ci sarà un evento, un giusto? Di evento, MMA. esattamente. Sì, Questi giorni vi daremo più notizie probabilmente, ma non so sì, se a conosci i Sassari sarà più vari semplice. Angelo Tarantini, insomma. Il team Tarantini in Sardegna è abbastanza E noto. ci sarà Sì, lui, ma c'è anche, ce ne sono altri. C'è anche, non so se hai visto Gloria Peritore, la campionessa mondiale di kickboxing, che ti ha fatto l'in bocca al lupo e no, non l'ho ti stava vista, seguendo. perdono, ma guarderò la diretta nei prossimi Sono giorni di 5 ore, sicuro. Sì, 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 goditela. ma come l'ho fatto l'anno scorso lo farò anche questo e anche più volte probabilmente. Mauro Cerilli, insomma, ce ne Sì, sono stati parecchi. Sono ce stati ne sono stati. parecchi. Grazie a tutti, davvero, grazie a tutti questi ragazzi che anche loro, grazie a Dio, soffrono abbastanza nel loro sport. Assolutamente. Ma guarda, in Eh, Italia presumo che soffrono tutti tranne i calciatori, quindi. Sì, vabbè, questo anche a livello fisico proprio c'è Eh. sofferenza in questo sport, però è quello che piace. Più o meno Eh, di una maratona. Credo che sia una sofferenza diversa, ok? Perché quella Direi. della maratona è più o meno misurata, prevedibile. Quando sali su un ring può succedere un po' tutto e si rischia davvero grosso, soprattutto nell'MMA si rischia in maniera importante. E quindi può andare bene come può andare male, qualche pugno arriva sempre, qualcuno lo si dà, ma può arrivare quello sbagliato che fa davvero male. Assolutamente sì. Il 18 novembre a Sassari ci 18 novembre a sarà. Esatto. Sassari. Esatto. Poi ti Bene, passo proprio il comunicato stampa. Cage Warriors perfetto. Academy 2. Ok. Se i biglietti Sì. costano meno di $600 ci posso pensare. Dai, magari ci facciamo un salto assieme, non mi dispiacerebbe. Va bene. E c'è Pedersoli che ti ho mandato, tra l'altro, che hai visto che. Carlo Junior, sì, ho Sì, visto. è Grazie tante anche fantastico a lui. lui. E lui è Sì, il coach di questa formazione, da quello che ho capito. ho capito. Però adesso, non mi dispiacerebbe andare anche a fare 2 fotografie, se ce le concedono, probabilmente sarebbe figo. E poi per la Sardegna è importante. È un bel evento, Niente, certo. e quindi ieri, ritornando a ieri, come pensi sia Ritornando, andata? allora, ritornando a ieri, evito di tediarvi troppo, però 2 minuti li spendo volentieri per raccontarvi quello che è successo. Aspetta che c'è Alessia Visentin, che mostro il Ciao commento diretto, Ale! che dice: complimenti Nico, ti aspetto a Sassari da Tarantini. Ciao Ale! Certo, se veniamo con piacere, ci sentiamo, ma tu ci sarai? Perché Ale si è trasferita, io dico non da tanto, ma perché mi si accorciano i tempi, perché ormai sono un po' arteriosclerotico, a Sassari, è una mia ex allieva, è un'amica anche, c'è sempre Dal, stata Ale, dal co- dal- grazie. dal cognome, penso di Arborea, tipo. Bravo, hai indovinato. Ok, ok. Dal cognome Eh, sì. ok. E allora raccontaci. Allora, cosa è successo? Che siamo riusciti a partire tutti insieme in un corral, in un cancello nel quale era possibile farlo. Quindi nella maratona di New York, così come un po' in tutte le maratone importanti, ci sono delle divisioni per tempo e per categorie, diciamo. Quindi per evitare la ressa importante iniziale fanno questa suddivisione. Siamo riusciti a partire, dicevo, si può passare praticamente se hai un pettorale con un numero molto basso, puoi andare a partire con i pettorali successivi, quindi dal 10.000 che hai di pettorale
puoi andare a correre con i 15, con i 20, con i 30.000, ok? Quindi partire più tardi, ma non anticipare la partenza. Quindi siamo riusciti a partire tutti nel cancello col numero più alto ed eravamo 7. C'era un ragazzo che vive a Bologna, che poi l'abbiamo visto per Abbiamo qualche visto. secondo in diretta, sì. C'è chi Poi, urla contro di te. Enrica Uda Uras urla Nico. ciao Kiki! E Alessia dice che ci dovrebbe essere. Ti gira il link dell'evento. Va bene, È grazie scappata Ale. la lavoro. Clizia ti manda un cuore. Miguel Boy Ciao Cli! complimenti. Ciao Miguel! Miguel era qui poche settimane fa. Ah, ok. Una persona splendida che ho conosciuto di recente, proprio grazie a New York, e spero di rivedere anche presto al mio rientro, così avremo modo di fare 4 chiacchiere seduti tranquilli sulla Grande Mela. Direi. Tornando a ieri siamo partiti quindi tutti insieme, questo ragazzo di Bologna, Francesco, Zampino, Cane Marzio, come preferite, e poi c'erano altri 2 ragazzi di Oristano, Tito e Luigi. Poi abbiamo trovato un signore un po' più grande di noi di Cagliari, Alberto, e poi c'era Luca, che come vi ho detto ieri, per me è stata come rivedermi l'anno scorso in forma un po' più ridotta, perché lui ha corso in maniera un pochino più razionale. Io l'anno scorso invece era tutto ballare, toccare mani e festeggiare, e anche quello probabilmente mi ha fatto perdere quei 30 secondi l'anno scorso, sarei arrivato 30 secondi prima. Però è stato bello vederlo così carico, battere le mani ai bambini, non pensare solo alla corsa, si è divertito, se l'è goduto, ha fatto benissimo. Tra l'altro sta uscendo da un infortunio brutto, perché aveva una pessima lombalgia. Quando ti arriva a 20 giorni dalla maratona ti rompe assai. Ha sofferto anche per quello, perché ogni tanto la schiena si faceva sentire, ma ha fatto un tempone e non ha mollato niente, nonostante si sia divertito, così come hanno fatto tutti gli altri, tra l'altro, perché praticamente siamo riusciti a partire tutti insieme e abbiamo corso tutti insieme fino al 28esimo, 25esimo, dove abbiamo perso, perlomeno io ho perso di vista Alberto, Tito e Luigi, e quindi poi abbiamo continuato in 4 fino al 36esimo, quando onestamente devo dire io mi sono reso conto di non essere più in condizione e quindi mi sono allontanato piano piano. Sono stato anche rimproverato per questo, perché mi hanno detto ci dovevi avvisare, ma non avevo nessuna intenzione di tenere con me loro, che comunque avevano una preparazione, una condizione differente e un tempo differente, per farmi aspettare quando lo facevo lo stretching, eccetera eccetera. Quindi al 36esimo sono iniziati i crampi. Credo, con un'analisi fatta così col senno di poi, che sia un po' dipeso dal fatto che la scarpa destra, nonostante avessi il Compid, si chiama così, quel cerotto gommoso, la scarpa destra già 2 volte in questa preparazione, solo 2, mi ha dato fastidio, mi ha fatto un taglietto al malleolo esterno del piede destro, l'ho già detto. E quindi ieri, per prevenire, ho messo il Compid prima di partire e purtroppo intorno al 32-33esimo chilometro, nonostante il cerotto, ho cominciato a sentire il dolore, cioè il fastidio lì sul malleolo, questa pressione. E penso di aver spostato un pochino il carico a sinistra, perché queste cose purtroppo sono impercettibili, sono minime, ma dopo 5, 6, 8 chilometri si fanno sentire. E lì sono iniziati i dolori sulla parte esterna del ginocchio sinistro e di seguito tutti i crampi. Quindi dal 36esimo ho cominciato come l'anno scorso, fortunatamente con 12-13 km di ritardo, a fare il mio stretching ogni chilometro e mezzo. Cercavo di accelerare in discesa, tant'è che mi pare di aver fatto anche 5:20 a Central Park in discesa, e poi purtroppo, come ripartiva la salita, pam! Adduttore destro, così come l'anno scorso, i polpacci tutti e 2, dovevo fermarmi e tirare, però è andata alla grande, sono arrivato mezzo morto anche questa volta, mi sembrava di avere un passo tipo da 7, da 7,30, invece alla fine ero poco sopra i 6,
quindi è andata più che strabene. bene. C'è Clizia 4 ore e che 16. ringraziamo perché ha appena donato. Grazie Cli, grazie mille. Ha seguito il nostro consiglio. Ti saluta poi Paolo Comunian che ti Grazie scrive, Paolo, aspetta, Comunian, ok, ti Sì. scrive a Rod Stewart Nico, sempre al top. Grazie Paolo, grazie mille. Vania Ci la proviamo, Princi, dai. Ciao Vania la Vania. grande Sì, Geppetto. Chi è? En- Chi l'ha scritto grande Geppetto? Lei? Vania, sì. Certo, sì. Perché Andy non lo sa che io Bostro. metto gli occhiali perché mi stanno bene. A Bostro volevo ringraziarlo perché è stato Dice ricordati la importante. cuffietta. Allora, Bostro, tu non ci Messo crederai, ma io mi son portato la tua cuffietta infilata nel leggings sotto il pantaloncino. Quindi c'è la cuffietta. Se non la dimentico nella stanza dell'albergo, sono riuscito a prenderla. Mi ha fatto un caldo boia su tutto il quadricipite, ma magari è servito, dai. Me la porti Presa. come si dice? Me l'avevi già, non mi ricordo se me l'avevi già portata. La calamita per il frigo. Certo, certo che te la porto. Dimmi cosa vuoi. Fai Non c'è tu. quella alla maratona, eh? Quello più kitsch che vedi, Ish. roba kitsch. Allora c'è sicuro la faccia di Trump che balla. Ok. Devo cercarla. Miguel Beh, Boy dice respect. Grazie Miguel. Il trampino con la testa che balla deve essere una figata, però quello lo voglio vedere sulla Jeep, attaccato davanti. Se lo trovo lo devi mettere lì. Ok, Alessandro Per Carrus, grande Nico. Ciao Ale. Grazie Ale. Dai. E comunque, ad essere sincero, 4 ore e 16 non me l'aspettavo prima di partire. Poi è vero che stavo abbastanza bene, ho seguito il ritmo loro, che ripeto, sono persone che hanno personali, a parte Luca che era la sua prima maratona, ma sulla mezza va fortissimo, ma Francesco, Francesco, Emanuele ci parlavano, chi c'era in diretta con noi ci parlava di 3 ore e 20, mi sa, di sì, personale. hanno Quindi... personali, sì, anche Emanuele ha personali sotto le 3 ore e 30, quindi Francesco poi vabbè, è stata la sua 30ª maratona, complimenti e congratulazioni per dei numeri così importanti, anche perché ha iniziato a correre relativamente di recente. E, e quindi loro sono su un altro livello assolutamente rispetto a me. Io mi sentivo bene, li ho seguiti, però poi francamente stavo bene anche, cioè, mentalmente e come fiato stavo benissimo. Ho avuto una media dei battiti bassissima rispetto a quella dell'anno scorso, una roba oscena a differenza, però purtroppo i miei muscoli evidentemente hanno bisogno di più allenamenti lunghi per magari sopportare anche più questi carichi. idratazione, no? Ma no, sono stato più attento quest'anno perché ho bevuto sempre e poi mi sono portato i gel, l'ho preso prima della partenza, cosa che l'anno scorso invece non avevo curato. Credo di essermi idratato a sufficienza, però è probabile che comunque io ho sempre corso in pianura e New York pianura non ne ha per 42 km, cioè tu parti con un ponte che va su 100 metri nel giro di 1 chilometro e continui a fare dislivelli, farsi piani lunghissimi, 1-2 gradi di inclinazione sempre, quindi l'allenamento andrebbe fatto in maniera diversa e molto più specifica. Io Ciao penso che sia stato Nicola, un anche grosso quello. abbraccio da Brooklyn. Nicola Galbiati. Andrea Galbiati? No? Andrea, sì, scusami. Ah sì. Ciao Andre, grazie, ho appena parlato di te. Ho cercato di vederti ieri. Andrea, per rimanere in tema MMA, è un ex campione del mondo di kickbox, Ok. che è venuto a trovarmi anche quest'estate in palestra in Sardegna. E niente, ieri ha provato a contattarmi lì in diretta, ma non ce l'abbiamo fatta. Penso che verrò a trovarti comunque tra domani e dopodomani mattina, vengo ad abbracciarti di persona. Grazie mille, Andre. Quando ritorni, sì, Nico?
Riparto giovedì, venerdì sono di nuovo all'opera e probabilmente venerdì sera già al lavoro. Ma sembra che stia andando meglio la palestra senza di te. Ma io me lo auguro, guarda, perché cioè, io a parte aver fiducia nei ragazzi, ma io No. spero che sia così perché per due motivi. Maria Luisa è Che stata tutto il comunque, tempo con noi, è stata fantastica. quindi non ha lavorato. No, ieri no, è di domenica. Sto scherzando. No, io spero che sia così perché sono contento se loro si trovano bene, lavorano bene e soprattutto so di poter fare queste cose ogni tanto. Sì, soprattutto. Comodo, comodo. E Fra, com'era il suo? Perché l'abbiamo persa, poi anche lei dovevamo collegarci di più, però c'era casino. Anche Fra ha avuto, ma ieri c'è stato un bug nelle connessioni, secondo me, anche ieri importante, in punti differenti, perché l'anno scorso non si riusciva praticamente a comunicare nella zona di partenza, mentre quest'anno qualcosina, non con una diretta di questo genere, ma qualche WhatsApp partiva, qualcosa si poteva fare. Mentre invece all'arrivo zero. KO totale, che era purtroppo anche un momento nel quale io pensavo di fare così qualche considerazione, qualche ringraziamento, ma lo facciamo adesso. Vabbè, in questi E giorni invece lì, adesso. sì, no, certo, ma l'anno scorso abbiamo avuto modo sicuramente durante la maratona di chiacchierare un po' di più. È vero, è Quest'anno vero. Quest'anno ci avete è, lasciato da soli. Quest'anno sì, vi ho un po' trascurato perché comunque l'allenamento è stato un po' meglio e quindi mi andava anche di togliermi il sassolino rispetto all'anno scorso perché quelle 5 ore comunque non le ho digerite. Addirittura, non ce l'avevi mai detta Eh, sta cosa. No, io vabbè. non corro per fare il No, tempo. è vero. Però quando soffri così tanto e alla fine dici, porca miseria, in una condizione fisica diversa, forse non che mi aspettassi di fare chissà cosa, però Vabbè, a- un'ora. sì, e adesso sono stati 46 minuti anche qui con tutte queste Alessandro Carus rotture, ma ci ricorda di donare, lui ha già donato. Ti auguro un buon rientro, ti vuole qua. grazie Ale, grazie mille, grazie per le donazioni, grazie per l'invito e grazie anche per il buon rientro. Ci vediamo presto. Esattamente. Adesso oggi cosa farai? A parte Oggi, rispondere ai 1000 messaggi. oggi l'ho fatto Ho visto quasi che tutto ieri notte, mi pare. Sono riuscito, sì, mi sono messo con calma e ho risposto 1000 no, ma un paio di centinaia sì. esatto. Oggi niente, mattinata in relax faremo un giretto probabilmente. Stasera andiamo a cena, non vedo l'ora perché saremo in 15. Ci sarà. Che locale hai scelto? Torniamo, siccome l'abbiamo fatta l'anno scorso da lui, torniamo al Doc Wine Bar di Claudio, che è un Mhm. ragazzo anche lui sardo. Tra l'altro siamo andati lì venerdì sera a mangiare 2 spaghetti e anche i ragazzi che erano con me sono rimasti super soddisfatti. Hanno fatto tutti la scarpetta al sugo, quindi evidentemente valeva la pena. Vabbè. E quindi grazie tante a Claudio, che è stato carinissimo quest'anno come l'anno scorso. Stasera ci rivediamo e invece sabato sera siamo andati all'Arco Caffè, che è un altro ristorante di 2 ragazzi sardi di Nuoro. Ok. Francesca è quella che ci ha accolto, purtroppo non ho conosciuto il fratello perché non c'era, quindi non credo mi abbia neanche detto il nome. E anche lì abbiamo mangiato degli spaghetti, ho mangiato gli spaghetti con le cozze e scusate, con le cozze e la bottarga. Gli spaghetti e tutta la pasta fatta in casa, pasta fresca fatta in casa, bravissimi. Non ho mangiato le cozze per evitare qualsiasi problema all'indomani, però gli spaghetti erano buoni. E quindi stasera torniamo da Claudio. Ok, Siamo adesso 15, sto siamo. rimandando Sara Kergia ci saluta e ci Ciao chiede di Sara. rimandare agli estremi delle non azioni, quindi stiamo rimandando il link
Grazie a tutti. su Se poi volete GoFundMe. condividerlo sulle vostre pagine social, Sì, perché per è molto, noi, anche se su voleste un farlo, sarebbe un messaggino piacere. WhatsApp, come ho detto ieri, la zia che non sa fare la È donazione, vero, aiutatela. Io è l'ho vero. fatto, è mia zia che voleva donare, ma no. E niente, dai. Direi che se non mi vuoi tenere altre 5 ore anche oggi. No. Guarda, faccio una cosa che poi Vai. farò anche i prossimi giorni. Volevo fare un ringraziamento a tutti e fare qualche menzione specifica. Quindi partiamo con gli sponsor che ci hanno dato una mano, quindi i fratelli Cellino, il pastificio. Ho scoperto una bella realtà, perché nonostante sia comunque un'azienda importante, hanno avuto dal principio, prima ancora di darmi risposta positiva nella loro partecipazione a questo progetto, un occhio di riguardo nei confronti del progetto stesso. Quindi mi hanno contattato, hanno voluto sapere di cosa si trattasse, abbiamo fatto una videochiamata, cioè c'è stato un rapporto bello, empatico dall'inizio. E quindi grazie tante a loro, grazie a Ferrari, il riso Ferrari, che anche quest'anno, così come lo scorso, è stato uno dei nostri sponsor principali. Una graditissima riconferma, sempre un piacere. Grazie al Doc, a Maurizio Picciau, che ieri mi ha scritto che stanno arrivando le prenotazioni per le ecografie anche dagli Stati Uniti. Quindi c'è comunque conviene comunque. Certo, sì, ti chiamano da New York e tu fissi l'appuntamento, poi sono affari suoi se quello deve fare il biglietto aereo. Grazie al Centro Medico Medici del Benessere, nello specifico a Magda. Grazie tante alla Ondulor, che per me questa partecipazione ha avuto, al di là dell'aiuto oggettivo, anche un significato affettivo abbastanza importante, perché conosco signor Francesco e Clara da mezza vita, anzi più di metà vita, e quindi il fatto che la loro famiglia fosse con me qui sulla maglietta e qui a New York è stato davvero un piacere, un'emozione al di là dell'aiuto oggettivo. Poi grazie alla Polotermica, che è stata una delle prime aziende ad aver dato disponibilità quest'anno. Grazie a Trattoria Margherita di Arborea, che si è fatta avanti nonostante io, mea culpa, avessi omesso di contattarla. Quindi grazie Giacomo per aver bussato alla mia porta. Grazie al gruppo Jeff, quindi Iosto, Ezzo e Frammento, ai quali ho scritto che spero di andare a trovarli presto con te, Fabri. Assolutamente sì. Quindi andrò a ringraziarli personalmente e a mangiare da loro, che non è malaccio come idea. No, assolutamente si mangia da Dio. Grazie anche a Simonetta di AS Moda. Anche lei è stata una bella scoperta, perché non la conoscevo, non vestendomi da donna ultimamente, quindi non conosco neanche tanto i negozi di abbigliamento femminile, perché la mia vita sociale, diciamo, che si riduce alla palestra. Quindi sei sempre in tuta praticamente. Sono sempre in tuta, non metto Anzi, vestiti da come donna, si ma allo dice a stesso Oristano, sei tempo sempre in canadese. canadese, esatto. Ma allo stesso tempo non vado neanche tanto in giro per vetrine, se devo essere onesto. E Simonetta si è fatta avanti anche lei, è stato un piacere, l'ho conosciuta. Attenzione. Sono tornati! Ma dietro stanno correndo c'è uno schermo con la sartiglia dietro. Cioè, aspetta che stavo facendo un selfie. Yo! C'è uno schermo con la sartiglia, sì. Sì, c'era. Ciao ragazzi, stanno correndo la sartiglia, sì. E quindi niente, Simonetta, con la quale ho avuto anche il piacere di fare un video in diretta
qualche sera fa. È vero. Poi ringrazio la Consus a Cagliari, che è uno studio di consulenza tributaria, che è tra l'altro lo studio che mi segue da anni. Ringrazio le mie colleghe, mi piace chiamarle così, anche se non sono effettivamente 2 colleghe, ma soprattutto 2 amiche di Sistella Viaggi, quindi Laura e Angela, e con loro ringrazio anche Alberto e Camilla. Tra l'altro, se a qualcuno può interessare, a fine novembre, il 28, ritorneremo a New York con un gruppo di 19 persone. È possibile che ci siano ancora 1 o 2 posti se qualcuno fosse interessato. In caso contrario, mettetevi in lista perché contiamo di ripartire a maggio. Ok. Grazie a Poi mi Spicchio fai Pizza. sapere, perché sono Certo, interessato. per maggio, certo. Esatto. Grazie a Spicchio Pizza Oristano e a Manu, che anche lei si è offerta di venire con noi a New York. E poi ho lasciato per ultimo, anzi penultimo, la Y, che è stata il nostro sponsor tecnico, quella che mi ha fornito gli integratori per la preparazione e anche gli sciottini, i gel per la gara. Sciottini e barretta anche questa volta. Ultimo, ma non per importanza, anzi no, aspettate, fermi tutti. È saltato fuori anche un altro sponsor durante il nostro percorso, che ci ha dato una grossa mano per quanto riguarda la visibilità locale, quindi oristanese, ed è Ottica Erdas, che ci ha regalato il suo manifesto all'ingresso della città. E quindi grazie tante a Danilo. E ho lasciato per ultimi i creatori di tutto questo progetto, cioè noi tutti insieme. voi, io ci ho messo le gambe e i crampi, voi avete fatto tutto il resto alla fine. E quindi grazie tante davvero a tutti, è stato bello, è stato un piacere, è stato Che per noi. emozionante quest'anno anche più dello scorso, devo essere sincero che quando ho preso la medaglia quest'anno qualche lacrimuccia l'ho avuta. E adesso se ci penso a qualche altra, anche perché non l'ho detto praticamente a nessuno, ma quest'anno i 42 chilometri a queste 4 ore, ma non solo, sono state dedicate a un amico che non c'è più. E niente, quindi probabilmente quest'anno è stato un po' più impegnativo. Dai. Senza che, stai piangendo senza checca? Anche per quello. No, stai lì, ho finito. E la medaglia è una figata. Sì, l'ho Sembra anche vista più ieri. pesante di quella dell'anno scorso. Ma è oro vero? Magari. Perché con tutto, cioè anche se mi potrei legare affettivamente a una cosa del genere, se fosse vero credo che la userei per fare qualche biglietto aereo. Gianni Bidao dice grande Nico. Ciao Gianni, grazie. Quando vieni tu qua? Dai, che ci siamo incrociati nel ponte Tirso un paio di volte anche quest'anno. Vabbè, dai, allora comunque sì, facci sapere un po' di pacchetti per maggio. Un po' di pacchetti per maggio, va bene. Laura e Angela, ci siete? Preparate i pacchetti che si parte. Ok, Ragazzi, grazie. Io voglio ringraziare voi naturalmente, ma ne faremo altre, dobbiamo sicuramente crescere. Quest'anno probabilmente riusciamo a organizzare qualcosa di meglio perché siamo già in fermento, lo sai. L'anno scorso, come ho detto in diretta, abbiamo avuto un po' di ritardi nel consegnare il macchinario perché era un macchinario difficile da consegnare. Ce l'abbiamo fatta e anche quella è stata una gran maratona. Quest'anno puntiamo a consegnarlo un po' prima, giusto Nico? Quest'anno io credo che possa essere una cosa quasi immediata perché rispetto a come è successo l'anno scorso, che tra l'altro mi dispiace smentirti, ma probabilmente abbiamo perso qualche tassello, non è stato ancora consegnato perché 2 settimane fa è arrivata una mail
nel momento della consegna hanno posticipato ulteriormente e quindi siamo in attesa. Io ho contattato la dottoressa, le ho chiesto cosa volesse fare, quindi i prossimi giorni ci metteremo d'accordo. E teniamo informati tutti qua. Sì, probabilmente aspetteranno il macchinario perché era a conoscenza del fatto che fosse abbastanza difficile reperirlo. Arriva dall'Inghilterra, arriva in un Però momento dove sono l'importante è che stati il anche... macchinario sia già stato pagato, quindi non Assolutamente, è stato Quindi pagato completamente. noi il Quindi nostro l'abbiamo assolutamente. Quest'anno invece cercheremo di fare una cosa un pochino più immediata, lasciando poi alla dottoressa stessa l'acquisto della sonda. Ringraziamo tutti i donatori, Tutti i donatori, tutti i partecipanti alla diretta, compreso tutto il Gianni che ha appena pubblico. donato, ti ringraziamo. Grazie Gianni. Sì, sì, tutti quanti, perché poi alla fine sono stati loro a fare il grosso rispetto a quello Si può ancora che, fare, non siete in ritardo. certo, rispetto a quello che poi è l'obiettivo finale. Esatto. Grazie, grazie davvero. E adesso torniamo al lavoro, noi. Tu vai a divertirti. Io vado oggi, diciamo che credo che mi rilasserò. Faccio il Medal Monday perché il lunedì, come forse avevo già detto l'altra volta, si va in giro a far vedere questa e tutti congratulations! Fai qualche Ti sei video con qualche divertito? Sì. congratulations. Io sono zoppo, che congratulations! Mi Vabbè. siamo arrendi. No, sto bene, dai, a parte il dolore al ginocchio, già ieri sera mi sentivo in Poi formissima, ero quando a palla. torni Maurizio ti controllerà, insomma. Sì, andiamo da Maurizio a partecipare a un'ecografia della bandelletta anche quest'anno. Ok, ma anche i medici del benessere presumo che ti possano aiutare. Certo, non so se hanno l'ecografista, però sicuramente mi possono aiutare con osteopata, fisioterapista e quant'altro. Speriamo di non averne bisogno, ma eventualmente Ci sappiamo da chi aiutano. andare. Ok, dai, Grazie a allora tutti, io spero di non saluto aver tutti. dimenticato nessuno. Ne facciamo un'altra se hai dimenticato qualcuno. Va bene, buon lavoro a voi e grazie ancora a tutti quanti. A Saluto a presto, tutti lì, ci vediamo quando ciao, tornate. Ciao, va ciao bene. Nico. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.